Nei derby i pareggi stanno sempre bene, quindi questa volta a noi farebbe comodo. Tra speranze e preoccupazioni l'incontro ha inizio. Al 14esimo il Potenza scrive la prima pagina del libro Derby, alla quale si addice il titolo Grazie rimpallo. È il gol del vantaggio rossoblù. A questo punto la formazione di casa si sente già capolista e arretra il suo baricentro, mentre il Matera prende in mano le redini dell'incontro. Al 29esimo è Pugliese che crea il panico persino tra i cronisti potentini. Intanto sfilata promozionale di alcune auto prestate per l'occasione da una concessionaria potentina. Fatto sconcertante è che i conducenti di tali veicoli, nella circostanza tappezzati di rosso-blu, pensano bene di aizzare i circa 600 sostenitori di marca bianco-azzurra. Ne scaturisce un variegato lancio di oggetti che coinvolge le opposte tifoserie. Il tutto si smorza con il rientro sul terreno di gioco delle due squadre. Tutti si aspettano la reazione del Matera, che in effetti c'è, ma nessuno può prevedere che il Potenza tiri i remi in barca e vada ad amministrare l'esiguo vantaggio. Per l'11 di mister Pasquino il tempo scorre inesorabile e non pochi sono tuttavia i pericoli creati dagli avanti materani. All'83esimo Pasquino si ricorda di non avere santi in paradiso. A rinfrescargli la memoria, la giacchetta nera dell'incontro, il signor Lana di Livorno e il tecnico materano ha ancora nella mente l'assurdo episodio di Bisceglie. Protesta vivacemente, occasione presa al volo dal direttore di gara che lo allontana dalla panchina senza troppi indugi per la gioia del pubblico di casa. A questo punto il buon Carlo Marinaro, per evitare eventuali problemi, decide di accompagnare il tecnico verso gli spogliatoi e il loro tragitto è talmente apprezzato dallo sportivissimo pubblico da essere accompagnato da una pioggia di monetine. Una di queste ferisce però fortuitamente il vicepresidente del Matera. La partita così scivola via ed il Potenza porta a casa il doppio di quanto avrebbe meritato, che ne dicano i cronisti di parte rossoblù. Il dopo partita è tutto nelle nostre immagini. Ma io dico che dal 20esimo del primo tempo in poi il Matera ha preso le redini del gioco e ha dimostrato di essere una gran bella squadra. Ho visto il Matera che io predico, i primi 20 minuti non mi appartengono, l'avevo avvisato ai ragazzi, la nostra è una squadra che se attacca, l'ho detto sempre in settimana, se attacca diventa una gran bella squadra, se prova a fare interdizione finisce col perdere la partita. Il Matera ha fatto i 20 minuti di interdizione, ha fatto delle grosse ingenuità in difesa, un grande regalo al Potenza, e un rimballo fortunoso ha dato la palla gol che ha deciso la partita. Dopo è stato un bel soffrire per il Potenza, sentivo in mezzo al campo i giocatori del Potenza chiedere aiuto, cercavano di aiutarsi uno con l'altro, avevano finito la benzina già all'inizio del secondo tempo ed è stato un soffrire, però i mali nostri voi li conoscete tutti, lì davanti a 1 metro dalla porta non riusciamo mai ad avere il guizzo vincente, abbiamo avuto 3 o 4 buone occasioni, non l'abbiamo saputo sfruttare e quindi il derby è andato via così. Io sono stato espulso perché mi sono rammaricato un po' nel momento in cui l'arbitro ha interrotto il gioco. Io a Bisceglie ho perso all'87esimo 8 contro 11 perché l'arbitro si era ostinato a non voler sospendere il gioco, c'era Valastro a terra già da 3 minuti abbondanti e l'arbitro non ha atteso, non ha voluto sospendere il gioco. Oggi stessa situazione, lì in mezzo al campo il giocatore del Potenza a terra Da 10 secondi. Da 10 secondi il Potenza ha avuto la possibilità di buttare la palla fuori, non l'ha fatto. Io non ho capito la decisione dell'arbitro che ha deciso di intervenire quando potevano farlo benissimo i giocatori del Potenza e allora dico questo regolamento una domenica viene interpretato in un modo, una domenica viene interpretato in un altro, ma tutte le domeniche sempre a discapito del Matera. Noi puntiamo alla salvezza, lo sapete tutti, sarà difficile centrare questo obiettivo, molto probabilmente, però che tutte queste piccole situazioni mi stanno portando via 7-8 punti. Il Matera, per come gioca sul campo, probabilmente meritava la prima posizione e invece vai a soffrire fino in fondo e molto probabilmente non ce la fai manco a salvarti. Questo mi dispiace.